Auspician Ale Parey Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Acompañan la transmisión FM 100, 100.1 de Freire, Radio FM Impacto 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Ciao ciao, come stai? Benvenuti alle Parey Lafare, la programación de la familia piemontesa Adolfo Barale Gamba Lunga Belecida Freire, en que con la programación 150 y una bella giornata. ¿Cómo te estás, Paulín? ¿Cómo va, Paulín? ¿Cómo está tutta nuestra cara audiencia? Como dices tú, ya la programación número 151, nauta otra ti, che non sia batte il tacun. Proprio Parey, e Roma da ringraziare come sempre stavolta a tutta la gente che dà fane e auguri da 150 programma, Paulin, sono tante, qua all'anno Gnacaldi, come di Roma sempre, sia da Sida Argentina come dall'altra parte leva dal Baccias, come di Roma, Stavolta Roma la salute perché all'anno fanno gli auguri di 150 programmi che l'hanno voluto fare l'altra prima, sono ancora freschi. Sono ancora freschi. Ma ancora andai a festeggiare? Niente, no. In il tempo, Giovanni Luciano, Juan Luciano, Enrique Canali, Laura Viglino, nostro amico George Risi, ¿cómo se dice? El carpintero. El minisier. El minisier Belecit Freire, así que también que hizo los años el otro día, también un fuerte abrazo para él. Paolo Tibaldi, la ayuda del Piemont, Hernán Calderero, Belecida Porteña, Gladys Brigdione, tanta gente, Sigüita Cotilla, la salud Calanroate. Nay Coqueidín, Isabel Butiñol, Humberto Grassi, Norberto Castellaro, Salta el Saluzzi, Mario Arposio, Silvia Macera y Levis Peretti. Bueno, saluteco a nostri amici, Henry Romano, che l'altro rico alla fane Rivera y Salud per 150 programa, Walter Fernández también, de allá de la Sierra de Córdoba, que ahora más doy, a la vez y bin caria gent proprio, Caria gente, chi di passà, alla stai con caria deva, Caria deva, la quantità, lleva la calada allí. Para que, bien Parey, muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo llegar los saludos, de felicitaciones por los 150 programas, la verdad que no es fácil, pero come dico sempre, la fare ale sempre mia ciacciare in pompi montais. E sempiota per parlare nostra lingua. Sì. Che mi incantan spicuma un po' la gamba messa in la pauta che fa tan facile certe, no? E una volta che in Roma dopo un dendare. Vira tuira in pasta. Una volta. Corri ringraziare Paolina, ai nostri amici da giù del Piemonte, che qualche saluto pa una parola, lur, da là. Sono sempre al piede del canon. Sempre al piede del canon. Cangau dal pastis di dal pastis dal pastis. Pare che bin. En che finuma lì tuirela come dice nostro amico Mario Gamba, en che luma da ciacciareda non fare che a sauma pop e niente. A sauma mac per lo che luma vis mac anti libero per una futina, o per lo que uno estudia tante volte en la escuela. E appunto la gente que apelo viaje. Hoy vamos a hablar de la Gran Venecia, La Gran Venecia es una ciudad que realmente a discale es quasi l'unica in tutto il mondo. Parei in che forma lì da lei sta costruita, è la unica nel mondo, una delle uniche. E è una città unica, spendise. Diciamo parei unica. Che è fatta giuri e 118 isole, 118 islas, nella laguna dal mare Adriatico. Famosa per suoi canai, sue vialere, canai o vialera le stesse, che sono al posto en lo que noi in l'Argentina chiamiamo las calles, gli strada d'asfalto, d'asfalto. Pare che una bella quantità di parai da strada
Assun Fight et Canal. El canale. Centinaia punt che trasporto per Eva, che fan che è il trasporto acquatico per l'Eva come i gondole e i vaporet. Los vaporet. Los vaporetos. En vaporet. En vaporet. Guardati. La storia di da Venezia attacca più o meno, scusate bene, dal secolo V, del siglo V empieza la historia de Venecia. Imaginevi, mila e passa d'anni, per carità. Quanque dice que ya los refugiados, de todo lo que era la invasión, invasiones de los bárbaros, digamos así, invasión de bárbaros, Alan staita beleli, Alan situase beleli, que su le sí, que era pa tanta terra, y era más poca terra e bastanza, diciamo, para lo que era pauta podeva bassa, diciamo, para, Sì, se è d'isole deve in aie per forza. Per forza, come dicevo prima, è una delle città, le pa l'unica, è un'altra, e d'altri, diciamo, parai, pa un'altra, d'altre città che sono, fai più o meno, parai Venezia, ma pa con, diciamo, parai l'ingegneria che la Venecia. Hay varias ciudades por ahí que están parecidas a como está hecha Venecia, pero no son igual que Venecia. La data di Duma Parà, quan calà fundase, el 25 de març de l'any 421, de 421 la fundación de Venecia data. E quaidun alla conosciuto come la Serenissima. Come dices ti, è la unica con una struttura pareil, fatta su di lo che noi diciamo pilotes, i pilioni, i pilli e il bosco. Alla stai una poderosa repubblica marittima, una poderosa repubblica marittima per sua posizione ha dominato tutto il commercio tra Oriente e Occidente e ha controllato tutto lo che era le spezie, la seda e gli esclavi, gli schiavi. Para que tutto il commercio che era entre Oriente e Occidente la via da pasé per Venecia, Tenía que picarle el boleto a Venecia, como quien dice, Ecco, e in dia è un tesoro artistico e culturale. Guardati, perché tutto il commercio ora è andato per un'altra mira, diciamo, Diciamo parei. As dis che Venezia è una repubblica, La Repubblica di Venezia, perché ha esistito come un stato sovrano, sarebbe sovrano, un stato sovrano durante per più di 1000 anni, con un governo aristocratico e che lo sarnia la gente. Ahí era para una monarquía. No era una monarquía. Ahí era para una monarquía. Era un aristocrático, digamos, sí. Que se elegido por la gente. Un gobierno soberano, un governo sovrano, sarebbe in piemontese. Liderato per, sarebbe Panrea, il Dux, ha chiamato. El Dux. El Dux. Que stia era la figura principal. E ahí era pa in titolo, in carica, capiava per ardità, no, perché come l'hai detto me, ahí era Sarney per la nación. Así que no era un puesto que era hereditario, faltaba el padre y seguía uno de los... Ahí era Pardi. No. Sería come che lo buttavo, una cosa parecchia. Ahí era controllato per il consiglio e il magistrato. E se viene ahí era pa in post ardità, ahí era per tutta la vita. Fin tanto che miria pa, ahí era el Dux. Así que no era hereditario, pero era un puesto de por vida. Sería más o menos como el puesto, así, digamos así, de los papas. Una roba para él. Hasta que el día que no esté más, hasta ese día sí puedes tener, digamos así, el poder, el control, como quien dice. Así que Venecia, ale en lo que nosotros decimos un bosque invertido, un bosque, diciamo, para il gambedrite. Del gambedrite. Di gambedrite.
sì. con le radici encima E la cupa della pianta la sotto. sopra la pianta la pauta proprio, né? Sì. Perché come dici te, Paulin, milioni e filun e piccat sariu, Sì, piccat sì, bos, sì, né? Palù che picchiate il boss. Piccat e bos. E dice che all'Andoura due varietà che sono le più resistenti a tutta la roba así, che è el alerce, che in piemontese dice il malesso, Il malesso o il maruso? o el maruso, e el rul que es el roble, que es uno de los más conocidos, que en bosca le proprio bin dura perché diciamo, con il tempo è tanto resistente. Dove se picca dur, Sì, come là, va, il rul sa uma che è dur. sì, sì. Saria un bosco, boom. Belle boom boss, diciamo. Noi ve le sì in Argentina, lo già dire che i vote va, per della qualità del bosco, guardiamo se fa brasa o fa per brasa. Sì. Se sa per fare la carne alla gria, Quello è buon bosco. se no, più via. Questi picchetti sono piantati sulla pauta, stanno enterrati nel barro, encima, diciamo, parai, giuri a tutta la laguna e tutto così, che picchetti sostengono la città. Todos los postes, los pilones estos clavados en el barro de la laguna, millones y millones de cedro y alerce sostienen la ciudad. Chi palsi sono il bosco, come l'ho già detto, tra 1 e 3,50 metri di lungo, a spiantare la pauta, piantare in terra, tra 1 e 3 metri e mezzo, e neu pallet che sti sì, neu pichet per metro quadro, in forma di spirale, parei spiantavo. Neu per metro cuadrado. Neu per metro quadro. 9 por metro cuadrado en una buena cantidad, ¿no? Perfecto, te aclaró así, la 3, diciamo, para el più importante che l'Andourà, era pa, diciamo, para un fura picante, un fura pauta, diciamo, No. un fura terra, no. Era la attrezzatura e un bel martello, che tante volte era abbastanza greu. Dicevo che un martello fino a passavo i 200 kg, 225, 230 kg un martello per piantare chi piccazzi sulla pauta. Parei che da un sullo durava pa che il martello. No. 200 passa chilo un martello. Sagrinte neanche no. Che il boss sì, a marsapà per cosa? Perché l'ossigeno entra pa sulla pauta e lui lì fa che tutte le batterie, i microbi, microorganismi, come diciamo bene sì, a sgairupà il bosco che è piantato su terra. E dopo, con tutta la roba sì, diciamo parei della pauta, attacca a fare un sistema di mineralizzazione, i minerali a stacco sul al bosco. e che il boss sì ha detto che aveva come se fosse due come una pera. Parei che lui lì. Allora la mineralizzazione hai dato durezza. Sì. Marsa mai più. Marsa. Dopo che picchetti che sono livellati sotto al livello leva, los palos estos que están plantados sobre el barro de Venecia, sobre la laguna, están nivelados bajo el nivel del mar. Dopo, encima de todo eso sí, advierto Traum, che ha detto che chi sono en la parte dai cesi e tutta la roba lì, assume una misura da 50 per 50. Ma vostra, ben specie? Ben spesso. E per gli altri edifici, i capicite, da 20 per 20 più o meno, nauta roba. Dopo da lì in cima attacco butte e pere. Long fanno la costruzione La costruzione normale. Normal. Es dice che il bosco, per i fondamenti, lo cimiento, come diciamo in Castiglia e Venezia, all'importanza dei boschi, torniamo di bosco a bosche, più aranda e da boschi che erano più distanti, più lontani. I primi dei coste, dei rive aranda e i più distanti dagli Alpes e di altri posti ancora lì intorno agli Alpes. Ben aramba, diciamo, I tronchi lì, i biom lì di piante
il tronco, come si dice in Castiglia, amnisio per il fiume e dopo i travagliavo bene lì in quel posto. I travagliavo in Venezia. En Venecia. In Venezia. Dice que se vin Venecia arregulava tutto che era il mercato, insomma, da Oriente e da Occidente, la via da cuidesse, insomma, e fe la competenza encima con la República de Génova. La República de Génova tenía que hacer la competencia también con la República de Génova, porque todavía no había salido la unificazione d'Italia. Sì, giusto allora, era praticamente con Genova era una repubblica. Una repubblica, proprio per aí. Per tutta clafare, sì, diciamo per aí, Alan fase et guare, et guare entre la Repubblica di Venezia e la Repubblica da Genova, 3 o 4 gare per vedere chi comandava il commercio. Allora, tutti e due questi repubbliche in Dumadì erano vere potenze. Belle potenze. Sì. Con tutto sì, Venezia all'andai un po' a meno da tutto che era di Duma per il commercio che la via e l'importanza che la via all'andai a meno. Ah sì? Sì. Venezia ha una superficie più o meno 414,6 kilómetros cuadrados. 400, así que tiene 415 kilómetros cuadrados, digamos así. Arribaría pa. Pero lì, da capar sì, ma 157 km quadrati su terra. Ma 157 km quadrati su terra. Con la gran maggioranza della popolazione che vive in la terra. Avevo pa la gente che è la gran maggioranza, tanto piccit, lo calan in la terra, per la terra firme, come dicono noi enti, ma piccaria. E la profondità dell'Eva, la profondità dell'Eva è più o meno 5 chilometri. 5 metri. 5 metri di profondità di acqua. 5 metri. Lo che permette che la navighesse con diverse imbarcazioni. Il vaporetto sì, piace sul vaporetto. Sì. La produzione che hanno loro nella terra è piuttosto d'orto, pare che è la produzione orticola, e con il vigne. Che tu per lo che si consuma lì. Ah, giusto, perché sì, sicuramente con la poca quantità terra che ha, sicuramente la produzione è ma per mangiare lì. Ma per mangiare lì. Beve mangiare. Poca vede a lavorare. Però dai che l'hanno venuto a lavorare. La produzione di oro va vinta. E allora sappiamo già cosa fare. Adesso che Venezia la incorporasse a tutto che era, diciamo, per l'Italia, nel 1966. E nel 1866 Venecia se incorpora a Italia. Estamos hablando que se fundó en el año 421. Y en el 1866 recién ahí se incorpora a Italia. Dopo da diciamo a comandava in bel tempo la Francia e con l'Austria. Ah, sì, a dominare. Ero codipendente loro. Proprio pare. E adesso che Venezia e la regione del Piemonte sono tanto collegate per lo che hanno lavorato per tutto che era il processo di unificazione d'Italia. Dice che sono due posti, due mire, dove la gente ha lavorato tanto per la unificazione d'Italia. Perché una cosa che mi la sapevo proprio. No, però has visto che sempre non prende una roba nuova. Sì. Has visto che, come lo ha detto quando lo attacca, che gli strade Venezia sarebbero canai e vialere, dice che ha spulidao, normalmente ha spulidao, però è una forma parei magli. Magparei, speciale. Passare la massa Magparei. Ma in 1956 alla propria fai una polizia che matuca, una monumental operazione per polizia. Madonna, Alla propria ciapai con vea sti canai sì, alla come dicevi vea una volta girai. Perché drenaiso e che pian han lavorato è il Gran Canal.
il Gran che Canale. lì è il più importante. E hanno avuto a fare un po' per forza con polizia lì, perché in era già tanto accumulato Pau, pauta e anche depositi e tante cose, sedimenti, per Pare así que, decirlo. así que tuvieron que hacerle, digamos así, la limpieza del Gran Canal, que es uno de los más importantes, el más importante, porque no corría más el agua por la cantidad de barro y por la contaminación, digamos así, Sì. ¿eh? Con su sì, con la polizia sì, con un calangurà, come l'hai detto me, tutti i canali, all'ancora evitare che si inondessa e anche a migliorare la qualità della circolazione e leva. Leva. Conto mia, Paulin, giusto che insomma cammina a parlare da Venezia e tante belle canzoni, eh? Andiamo a ascoltare una canzone, pare che fuma 2-3 minuti, ascoltiamo la canzone sì, per tutta la gente e A, dopo torniamo. a la somma un po' con musica, Rilassiamo un po'. sempre ven a tai, come ha detto me. Dai. Venezia rassomiglia ad una sposa, vestita di merletti di Burano, e passa fra le gondole festosa, tra il lido e la laguna, spose ed amanti, buona fortuna. Voga e va, gondolier, canta il cuore, non posso andar più via, perché Venezia mia m'ha fatto innamorare. Ho visto due colombi andare in alto, volevan fare il nido in paradiso e son volati a nozze su Rialto ed han lanciato un grido: Venezia nostra, sei il più bel nido. Voga e va, gondolier, canta il cuore, non posso andar più via, perché Venezia mia m'ha fatto innamorare. Voga e va, gondolier, canta il cuore, non posso andar più via, perché Venezia mia m'ha fatto innamorare. Voga e va, gondolier, canta il cuore, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare. Ora sì, Venezia mia, mi hai fatto innamorare, Una bella canzone, eh? una bella, picche bella canzone. Paolì, è giusto che io che ascoltavo la canzone sì, nel mio, vede, Lucadera da Vese, andare lì per il Gran Canal, come si dice,
navegar por il Gran Canal, lo che Il deve più essere. importante. È il Il più più importante di Venezia, mi hai fatto innamorare veramente che fa piangere sicuramente, eh? E il Gran Canal, come nominavo Mark Pirul, ha detto che ha una forma come se fosse una lettera S, ha più o meno ad lungo 4 chilometri. Que el canal sí divide la città di Venezia in due parti, diciamo per ahí. Se bien alla Mac 4 km, che sono a mia poche niente, beh sì, in la terra per niente 4 km le poche niente, ma lì in leva alle No, no, abbastanza sì. lungo. E alla Mac 4 punti, tiene nomás 4 puentes importantes que cruzan el Gran Canal. Así que no es la cantidad, por ser que es corto, digamos así, y largo a la vez, porque para ser por tierra es, digamos así, 4 kilómetros por tierra, es poca cosa. 4 kilómetros por agua es una cosa No, ma bastante... Entleva è anche con una città. Ti pensa che passi da una parte all'altra in 4 chilometri, ma Pa tan fácil. 4 mire Sí, pa tan fácil, ¿eh? sarebbe più o meno come ieri il passo a livello una volta per le Beh, della ferrovia. a chilometri, Cioè, più o meno, più o meno. per fare una comparazione. Per fare una conta, ma più o meno Sì, grossa, sì, eh? sì. Se bin cleva sì da Venezia dice che assun tratà, assun pa bune per fe tutto che niente di insomma nadar, per fichesse in cleva per se fai sat pescao, No, no, se vas a entender, sì, localmente, pa campete Entleva No, strada. no, 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 no. Dopo se, dopo dal titolo che è il Gran Canal, ahí è 150 canal piccit, che fan come se fosse da stra ed eva, e bene sì, se per comunicarsi da una parte all'altra di chi canal sì, che sono 150, hanno più de 400 puntos. Hay más de 400 puentes dentro de la ciudad de Venecia, sumado a los cuatro grandes, digamos, principales de lo que son Sì. el Gran Canal. No, però per forza per essere comunicata da mira all'altra venta che sì, in sì. panauca. O sì o sa o su. Se, adesso che i mezzi di trasporto sono quasi tutti, per pas dire tutti, per eva. E il vaporetto ha funzionato come un autobus acquatico, Un un pullman. pullman acquatico. Ha un servizio pubblico. Dopo, hai codiati in mezzo, però le linee del vaporetto a percorrono, recorren por toda la ciudad, tutta la città e tutte le isole. Cuesta più o meno una cosa, diciamo, para ahí, cuesta algo más o menos accesible, es como el abono, digamos, te subís al colectivo, al pullman acá, ¿cuánto cuesta ya el vaporetto, digamos? Arriva pa 10 euro. A 10 euros. 9,5 euro. Mi sai pa se questa sarà la mesa del viaggio perché dipenderà per poco. Tante calmena. Il vaporetto sarebbe un trasporto pubblico. Dopo sono i gondole. Que lì sono il simbolo di Venezia. Il simbolo di Venezia sería la gondola, ¿no? Sì, quello lì da spin space turisti. Patan en trasporto a diario Son pratico. per innamorare, per innamorare perché sono, diciamo, per vacanza, E è una cosa da per andare a spas, per passare bene, per plagare un po', per plagare un po'. Dopo è un altro mezzo di trasporto che in italiano è il traghetto, sarebbe il traghetto. Il traghetto. Ma sono più il traghetto. Sono gondole più semplici per passare, attraversare il Gran Canal, dove è punto, passo da una parte all'altra, ma da arriva all'altra, te cai il punto e che stia costa tanto in meno. Sì, ma 2 euro. 2 euro, ma da neve passa a 2 euro quasi niente, proprio un affare che... E dopo il sistema coda, diciamo, parai da porta a porta,
como se usa acá, el remis puerta a puerta, el taxi puerta a puerta. Taxi acquàtic. Il taxi acquatico at lo pies et porta fin al destin, du alas d'andè proprio alla porta dalla caca alas d'andè o la mira che alas d'andè, il puerta a puerta, diciamo per ahí, una bella cosa, No, sì, sicuramente. Perché immaginate tutti i canali lì, andè per ahí, pa tan facile, perché lì le panne squadra come insomma abituabile. No, del volte tu che te slunghes un po' per venire a destin, alle parei, alle parei. Sì. Dopo di che in alta forma, Più economica a tutte. andè a pe. Andè a pe. Andè a pe, in auta. Lì costa niente. In hai tante straparei per camminare, per peatonali, come bisogna sì, che va senza auto né senza bici, senza bici, a pe. A pe. Dice che il carnaval è tanto rappresentativo, diciamo, per ahí da Venezia, né? Sì, il Carlevet Venezia la stai come una forma da scappare dalla gente, dai cittadini, dello ciudadano della Repubblica di Venezia alla fase ufficiale nel 1296 e alla arrivato a stop massimo nel secolo XVII e XVIII. Así que en 1296 se oficializó el carnaval en Venecia. E dopo al massimo all'arrivante del secolo XVII e XVIII. En que tutto il tempo sì, guarda que Luca Luma va a investigar lo que nos enteramos, Napoleón ha prohibido per pi e 200 años el carnaval. Napoleón prohibió el carnaval por más de 200 años. Ahí era già morto e seguitava Se vinchiare la via già morta y el papel diceva per diceva per ahí che dopo alla tornata a casa a fe ti anni più o meno 1978 per lì alla tornata a casa fece e all'en festival diciamo per ahí una festa de più conocida en el mundo, uno de los más conocidos en el mundo. Vele sí, fa tutta una storia, hay toda una historia, digamos así, de que raptaron a unas chicas que se iban a casar. Así que bueno, hacen toda la secuencia esta, que es la festa dei Marie, la fiesta de las Marías, con el vol dall'angel, tutta la fare sì, con le masche, Sì. Hacen una excelente representación que es muy linda para el que lo quiere investigar por ahí, lo que es el carnaval de Venecia, la historia que cuenta, de las Marías, el vuelo del ángel, así que es muy, muy lindo eso. Anche fan col concorso del mascherine, Sì. premio la più bella, la più brutta, Sì. però la più importante. Dice che lleve cloacales, ma diciamo noi che Lulica Spusa. in italiano le co bindite, leva la cloaca le co bindite o fungiatura in piemontese sono un problema in Venezia. A sbaglio ben lo che noi diciamo a Velesi, lo pozos negros, que en piemontese sería i pus morti, i pus ner, las pozas sépticas per codice, Sì. che poi dopo i desvoidu con barche che vanno a Cicelo che è l'indrinta, questi barche sì, diciamo i cicciamel, los chupamieles. Los chupamieles, ma chupadmel, vele sì, no, che sta parte. Alena mel che mel stieve sì, Un po' per gli avvi e sono per i muschi. non sono per i muschi, stieve sì, poi dopo sono trattati. Ah, bene. Però in che tempo sì, che stampa tanta eva, torna diciamo Duruma eva e Campuma leva, Campuma. i lavatrici, i lavarobe come diciamo noi. Dopo pure la entrata lavavajilla, Ecco. che fanno la pulizia da tutto che sono il farciolino, i piatti, tutti i pusade, lui mangia che fa buona, e torna leva, lui diventa proprio un problema. È un problema. È un problema. A parte le contaminate, inquinate. Guardati. E dopo a cosa sono los gattoio, Paolin, Proprio, che sono condotti su terra, che mengo tutta leva parei sporca.
Son fighter mundis, ¿no? de ladrillo. Sí, mira ya, emparedado. Así que hay todo un emparedado, digamos así, serían como lo que normalmente dicen el alcantarillado acá, Sí, una roba più meno para Una cosa así que es un entubado por debajo, toda hecha de ladrillo, para conducir todo lo que son los desechos de la cloaca, del agua, todo eso. Una fábrica All'ese in è tante cose fanno con leva. Che dica in è compost, che la tratto, però a veces come lei, la trattes, però chi la è sempre contaminata. Sí. In è tanta gente che sporca, disuma, perché forza. Y por eso también dice que las aguas de Venecia no son aptas para nadar. No, per due cose. Una, per sì, nauta perché unca sia lì in cammina nuove drinta gli straspel dice passano pure lo spiano no non si disturbe neanche no tu locale diciamo parai gondole all'ampat mutur i prime gondole l'ampat mutur ma con una cana o un pal con un palo nomás la guiava sì. a piantavo e dopo pian pianin luli a fa un burdel niente per luli a disca ai pia alla gente a innamorati che fanno spas tutta quella roba lì avan con la gondola per quella roba lì. No, sicuramente è una cosa bella. Spas da tranquillo per farlo con una cosa. Ora la gente che sono laggiù, che la conosce sudata al dica l'hanno su, che sanno tutto come lei, quando ve lo a mira, più una roba che voglia finesca impresa. Una roba tanto importante a Venecia son los cristales de Murano también, que es una roba tanto importante que era ya importante, diciamo, parai en la época antica, diciamo, parai, ma con el paso del tiempo a la fase più importante en cure. E una cosa che dicía Steve Paulín cuando la faita el policía, cuando hicieron la limpieza del Gran Canal, a dis che hanno trovato tante cose che hanno aiutato a fare un po' la storia di Venezia con, Sì, sicuramente, perché quanta ampulità lì, che l'hanno cavato la terra, la pauta, tutto insieme, 30 di scainaiera, tutto. D'ogni sordi, no? D'ogni sordi. Una quantità grossa di cose che hanno servito per la storia. Ma andaria a buttare le mani alla pauta. La pauta è patan bella, È patan pulita. Patan pulita, pitte guarda, Però sono cose che passano, e cainaie gente, imbaronano insieme, sa uno già che tutte le cose lì a passo. Sì. E più curante il posto, come le piazza la città di Venezia, che le entleva. All'an fase barriere e contenzione, diciamo, parai, per tutto lo che è, quando leva a monta, è lo che acá le chiamiamo la marea, Sì. Quando leva a monta, perché se snunda pa, vai de piazze a snundavo, quando si usava la marea, ora all'an fase un sistema neo, all'an fase tutta una roba neva, che aiuta a che su si sampini su papide. E dopo l'hanno pulita bin i canali lì che l'hanno girato e bin che come migliorare per lontano. E poi lì il vaporetta, vede? Sicuramente per il fine spazio deve essere una blessa. Nables. Poi dico che è abbastanza duro. Lui per gusto, guarda, si gusta e niente tante teste, tante idee. Come diceva io, pisa piale boom. Sapete, sia nomina che sapete, cammina a fare la bagnacao. Sapete, a ogni dingo a cuenta de cada uno. Sì. A cuenta, el tempo non sta via, Paulino. Nauta volta spi, Roma va alla fin, dale para la paz. Dale proprio in cretín. Hoy hablamos un poquito de Venecia, la ciudad los bosques invertidos, como dicen, por la gran cantidad de palos que hay plantados que sostienen la ciudad, millones y millones de palos. Años de trabajo y bueno, años y con el tiempo, la verdad que Azdis Paulín, una roba, Azdisca a basa en milímetros per año. Sí, 1 milímetro por año se va bajando la ciudad de Venecia. Azdisca entre il 1006 pa abajo a tela. Ma mi penso che prima della sera qua te va piena soluzione.
Seguramente che sì. Tutte le cose sono parei. Sono pare. La soluzione è il tempo, Paulino, che non va più tempo. Así che ringrazio a tutta la gente che condivide la nostra programmazione, che aiuta, che seguita sempre e che sgnacca al dito, Paulino, per salutene, per l'ok, come di Duma me decía. Ecco. Salute a te, più mal due da cupe. Più mal due da cupe. Aspettate che tu finisci bene il dì e che domani lutta con me ancora. E sarà fino alla settimana che viene. Sarà fino alla settimana che viene. Quando non torna si abbatte il tacco. Abbatte il tacco. Ciao a tutta la gente. Ciao. Auspician Alle Parei Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Acompañan la transmisión FM 100.1 de Freire, Radio FM Impacto 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Ma noi su ma gent parem